Amici di Directa Sport, buon pomeriggio, buona domenica da parte di Silvio Congiatu e Chico Piu in cabina di regia. Quello che stiamo per raccontarvi è il 21esimo atto del campionato di promozione per il girone B. Io saluto tutti quelli che ci stanno guardando in live, soprattutto gli amici dell'Hotel Monteruiu che ci seguono in diretta. Le immagini, come detto, si aprono sul comunale di Budusò. È la quarta giornata del ritorno del campionato, di questo avvincentissimo campionato di promozione per il girone B. È un campionato nel campionato, se così lo possiamo definire, quello che si sta materializzando dopo aver superato da 3 giornate il giro di boa. Si rimescolano le carte col Budusò che esce malconcio dalla sfida sul campo della rivale usinese e le battute di arresto di Bonorva sconfitta a Bose, il pari a reti bianche del Coghinas sul difficile campo di Arzachena. Di fatto tutto ciò ha portato ad un sostanziale equilibrio su Invetta, dove troviamo le prime 4 in soli 4 punti. È quasi tutto pronto per aprire le ostilità. Come detto, 4 squadre in 4 punti, le inseguitrici sono lì col fiato sul collo. Budusò Coghinas quindi può rappresentare un importante crocevia per il proseguo del loro campionato, che non ne sancirà certamente le sorti, ma potrebbe condizionarne il cammino. Il fischio del signor Vincenzo Melici della sezione di Ozieri è arrivato in questo momento. Il primo giro del pallone lo dà il Budusò, subito fermata però l'azione del difensore del Budusò, pallone in fallo laterale. Come detto, la terna di oggi è capitanata dal signor Vincenzo Melici della sezione di Ossieri, coadiuvato dal signor Samuel Frontedu di Nuoro e Andrea Cubeddu della sezione di Sassa. Intanto il match, come detto, è partito da una manciata di secondi. Coghinas in tenuta rosa con pantaloncini e calzettoni blu, Budusò con i colori sociali, maglietta bianco-celeste, pantaloncini bianchi e calzettoni celesti. Andiamo intanto anche a dare uno sguardo alle formazioni, dove salta all'occhio l'esclusione di Baldé, purtroppo colpito da un lutto familiare. Directa Sport, tutti gli appassionati di calcio si uniscono al dolore della famiglia Baldé per la morte del papà. Intanto le formazioni, partiamo dal Coghinas di mister Paolo Congiu, che si schiera con un 4-3-3 molto ma molto offensivo, con il mago Matteucci, l'argentino, che agisce quest'oggi da mezzala. Ma andiamo a leggere lo schieramento, partendo dal portiere, il numero 1 Perez, con la numero 20 Biasiato, con la numero 14 Paganelli, con la numero 6 Ligios, con la numero 3 Olmeta a comporre la linea difensiva a 4, poi Matteucci, come detto, mezzala, con Criado perno davanti alla difesa con la maglia numero 19, con la 5 agisce Pablo Val. Il tridente è composto dall'11 Burrelli, fresco di convocazione in rappresentativa regionale, Radovanovic a fare l'unica punta e Ducar completano il trio delle meraviglie di mister Paolo Congiu. Il Budusò di mister Ferruccio Terrosu in porta ci va con la 1 Canu Mario, con la 4 Cordova, con la 2 Allub, con la 3 Barilari, con la 6 Masia, con la 8 Abduli, con la 16 Marrone, con la 7 Mandras, che formano la cerniera di centrocampo. Davanti, dietro le punte, gioca Pereira Barzaghi, il brasiliano, con la maglia numero 10. Dietro le due punte, con la numero 18 Bubadem e con la numero 11 Miyoko, che presumibilmente appunto prende il posto di Usman Baldé. Intanto, come potete sentire, si fa sentire, scusate il gioco di parole, il numeroso pubblico di Budusò, ultra carichissimi quest'oggi sul comunale, sullo stadio Borucca, campo in erba vera. Non sono tanti i campi in erba vera come questo di Budusò, circondato dal granito. Intanto Matteucci prende palla, siamo sul cerchio di centrocampo, serve Biasiato sulla destra, va a cercare subito il fisico di Radovanovic, poi
prova a mettersi in proprio Ducar, sbroglia la matassa però la difesa, la retroguardia del Budusò, e poi un cross in alleggerimento proprio di Biasiatto, il classe 2006, ex nazionali della Torres, una rete per lui in questa stagione. Giovanissimo ma prospetto della squadra allenata da mister Paolo Congiu. Come ha detto quest'oggi, modulo super offensivo con il giocatore inquadrato in possesso palla Matteucci, che di fatto va a fare la mezzala destra, ma come potete vedere in fase di non possesso il Coghinas si schiera addirittura con il 4-2-4 con i soli Criado e Pablo Var, il giocatore argentino cresciuto nel Talleres de Cordoba, che fanno la diga di centrocampo, e davanti i 4 tenori. Allora Radovanovic ci prova a pescare il capocannoniere del Coghinas, Matteucci, attaccante classe 2002, 17 reti tra campionato e coppa quest'anno, ex Gioiese in Serie D, Stilo Monasterace e Porto Viro in eccellenza, dove segna complessivamente 17 reti. Ha giocato anche nella GOT League, una curiosità, con la Fucina, virale il gol di tacco in un match, in uno delle ultime apparizioni appunto di Matteucci con la squadra del torneo nato dalla costola della più nota Kings League del presidente Gerard Piqué. Intanto c'è un uomo a terra per il Coghinas, si tratta di Pablo Val, l'ex Lipunti, che si tocca la tibia. Intanto c'è una scaramuccia a centrocampo con Barzaghi, il giocatore biondo platino. La Miyoko va a tranquillizzare il fantasista del Budusò. Pereira Barzaghi, brasiliano, ex Nuova Città di Gela, 25 anni non ancora compiuti, giocatore che agisce, che fa da collante tra attacco e centrocampo. Intanto è già stato battuto il calcio di punizione senza troppi complimenti, il pallone in avanti per Radovanovic, però ci mette una pezza a Lub, sparacchia il pallone in fallo laterale. Ricordo 3 assenze pesanti oltre quella di Baldé per squalifica per il Budusò, rimediate nell'ostico campo. Rimediati mercoledì nel turno infrasettimanale. Si tratta di Allue, 3 giornate di squalifica per lui, poi Canu e Lautaro. Intanto chiede il fallo, sbraccia Matteucci, l'arbitro però è lì da pochi passi, dice che si può proseguire. Dicevo della partita di mercoledì del turno festivale del Budusò, che oltre ad aver perso per ben 6-1 in casa dell'Usinese, appunto ha visto le squalifiche di 3 pedine importanti, come il difensore dell'argentino Lautaro, Pau Allue, il centrocampista, anche uno dei perni del centrocampo di mister Frigio Terrosu, e di Canu per una giornata. Ciò non toglie comunque il valore dell'intera rosa di mister Terrosu, che si può avvalere di una panchina molto molto lunga in questo campionato, che vede la squadra biancoceleste ancora in vetta con 42 punti. Segue proprio l'Usinese a quota 40, il Coghinas di poco dietro con 39 punti, e poi c'è il Bonorva a quota 38. Come detto in pre-telecronaca, sono 4 punti che separano le prime 4 lì in cima alla classifica. C'è da dire che Budusò, Coghinas e Bonorva, da quando è iniziato il campionato, veleggiano da sempre nelle zone alte di classifica. Come detto, è la 21esima del campionato di promozione Girone B, con campionato che fin dalle prime giornate si era capito
che non sarebbe stato un campionato qualsiasi, un campionato molto equilibrato, soprattutto dalla metà classifica in su. Nelle zone basse invece molto in difficoltà la Basanta, ultima quota 9 punti. Attenzione che il pallone stava per diventare buono per Abduli, bandierina su però, bandierina alta del guardalinee, fischiato offside. Squadre che ovviamente quando sono passati appena 9 minuti del primo tempo si studiano, due squadre che tutto sommato anche che hanno anche un'impronta tattica piuttosto simile, due squadre che amano giocare il pallone in terra, due squadre tecniche dotate di ottimi elementi, sicuramente anche di categoria superiore, lo dimostrano ovviamente i punti in campionato, ma l'hanno anche sempre dimostrato nelle poche battute di arresto, che sono 2 per il Buduso, 2 sconfitte, mentre 3 per il Coghinas, con 6 pareggi per ciascuno, ma come detto anche nelle partite riuscite meno per entrambe le squadre hanno sempre dimostrato un buon calcio, una compagine, quella di mister Paolo Congiu, che in ogni circostanza ha sempre mantenuto il proprio credo calcistico, il proprio assetto tattico, con il 4-3-3 ormai collaudato. Nell'11 iniziale non troviamo un giocatore importante, ad esempio come Seu, che era stato colpito da un infortunio, però torna a disposizione. 8 reti per lui questa stagione, classe 98, ex under 18 anche del Cagliari, ma sono tanti gli uomini, come detto, da una parte e dall'altra, che potrebbero subentrare qualora le cose non si mettessero bene per entrambe le squadre, subentrare e non far rimpiangere l'11 titolare. Tanto un pallone alto dove sale in cielo Val, insegue, pressa tutto il campo Dukar, Radovanovic, la sponda di testa ancora a cercare il senegalese Dimbao, piccola penisola del Senegal, capoverdiano, il numero 21, tante stagioni per lui anche in serie di eccellenza con le maglie di Latte Dolce e Atletico Uri. Anche lo stintino tra le squadre in cui ha militato. Il classe 93, 5 reti in questa stagione, ben 34 a stintino, anche il nuorese Taloro, ormai sardo d'adozione, Lamin Dukar, che adesso prende posto sulla destra con Burrieli a sinistra e Radovanovic a fare sportellate con i 3 di difesa del Buduso, come detto orfani di Lautaro, ma con il rientro di Allub. Tanto calcio sulla linea mediana per il Buduso, Miyoko non ci arriva, salta in cielo Ligios, spedisce il pallone in fallo laterale, parità che ancora non ha vissuto momenti di particolare pericolosità né da una parte né dall'altra, ma come era presumibile a inizio match sono due squadre assolutamente di livello. Attenzione intanto al pallone, morbido però facile per Perez, che vuol far subito ripartire l'azione alla ricerca di Dukar. Vediamo se riesce a mettere giù il pallone Dukar. Il pallone è buono, è lì e dice che si può proseguire, quindi Matteucci non riesce il dribbling al numero 10. Poi un sombrero su Abduli, pallone per Bubadem, rinviene con caparbietà Criado, mette il pallone in fallo laterale. Ora prova anche Bubadem a venire incontro per ricevere il pallone, da una mano alla linea dei centrocampisti. Quindi marrone c'è Barzaghi, Pereira Barzaghi, mi è subito chiuso
raddoppiata la marcatura sul fantasista con la maglia numero 10 di mister Ferruccio Terrosu. Allenatore che entra a far parte dello staff del Buduso nella stagione 2023-2024. Per lui si tratta di un ritorno a Buduso, dato che dopo un passato tra i professionisti con le maglie di Empoli, Olbia, Forlì, Calzasato e Calangianus, che ha allenato fino a poco tempo fa, Terrosu ha militato per 6 stagioni nelle fila del Buduso. Attenzione intanto al pallone solo dall'altra parte Burrelli. Che occasione questa per il Coghinas. Burrelli però tocca il pallone con il braccio. Sguardo attento del signor Vincenzo Mellis sul pallone a concedere la punizione ai biancocelesti. Sul pallone già pronto Canu per il rinvio lungo. Canu con un completo sgargiante sfumato di viola e celeste, mentre il completo del portiere del Coghinas Perez nero con inserti giallo arancio. Intanto prova a distendersi la manovra del Coghinas con Criado, tenta con l'esterno ancora di cercare Ducar, che poi prova a intervenire sul pallone, non riesce, ma ancora Criado. Sembra iniziata bene la partita del centrocampista con la maglia numero 19 di mister Paolo Congiu, ma ora Abduli, scambio con Marrone, pallone lungo per Miyoko, può distendere la falcata il numero 18, pallone in mezzo per Miyoko, era Bubadem ovviamente a servire il passaggio per il compagno di reparto, era tutto buono, la bandierina è rimasta giù e il pubblico di Buduso si infiamma sulla primavera accelerazione di Bubadem, che aveva preso il tempo alla difesa del Coghinas, è arrivato anche puntuale all'impatto col pallone Miyoko, ma è stato bravo Perez, un po' meno forse l'attaccante congolese, 6 reti in stagione, a trovare appunto l'impatto col pallone, tiro un po' strozzato. Si è accartocciato in presa bassa Perez, ma prima vera occasione al minuto 16 porta la firma del Buduso con Miyoko. Tanto c'è Matteucci sul punto di battuta, salgono le torri, attenzione ovviamente a Predrag Radovanovic, marcato a vista da Allub, parte più largo Biasiato con Burrelli, c'è anche Paganelli e Ligios, ovviamente due centrali di difesa, restano su Bubadem in due, Pablo Val e Biasiato, il pallone è buono, attenzione, si ritrova la sfera tra i piedi un difensore del Buduso, dovrebbe trattarsi di Allub, deve concedere il primo corner della gara il Buduso. Sempre il mancino educato di Matteucci sul punto di battuta per il sinistro ad uscire, il pallone diventa buono, attenzione, corpo a corpo con Dem, nulla di fatto, non troppe nemmeno le proteste del Coghinas per questo contatto. Si cercava ancora la profondità per Dem, contratto però il giocatore, l'attaccante del Buduso. E poi Canu abbranca la sfera e va ad alzare un campanile, cercare Miyoko, c'è dietro di lui però Paganelli che lo intercetta, poi Olmetto, ancora a lungo il pallone per Ducar, di testa, alleggerimento per Canu, poi può sgasare per un attimo Marrone sulla fascia di sinistra, fermato però anche Marrone, quindi
Pallone buono ancora per l'iniziativa del Buduso con Marrone. C'è Biasiatto, riesce però a crossare in qualche modo il classe 2000 prodotto del vivaio dagli allievi proprio col Buduso. Oggi chance da titolare per il giocatore con la maglia numero 16. Va al rinvio lungo intanto Perez, ancora svelta in qualche modo Radovanovic, poi mette il pallone giù, passaggio intercettato da Miyoko, ma ringhia ancora sul pallone. Pablo Val deve uscire e lo fa coi tempi giusti. Canu cercato, si va a cercare con insistenza Ducar, che predilige tagliare verso il centro, attaccando la profondità il giocatore a maglia numero 21. Lui che è un attaccante di ruolo, ma si adatta molto bene anche a fare il terzo appunto d'attacco nel tridente, nel 4-3-3. Ancora fasi un po' concitate del match. Segnaliamo, si può dire, la vera unica occasione al minuto 16, capitata sul piatto di Miyoko, neutralizzato però da Perez, portiere che ha militato nella quarta serie spagnola prima di arrivare qui a Coghinis. Intanto bello il numero di Marrone, deve uscire il prima citato Perez, abbranca la sfera in presa alta e poi con il mancino è un po' impreciso, ci arriva Abduli, poi stacca Allub, ancora un pallone alto stoppato da Ducar, 1 contro 1 di Ducar con Barilari. Ducar vuole mettere il cross, contratto però da due avversari, pallone ancora in rimessa con le mani, affidata al numero 20 Biasiatto. Poi libera in qualche modo la difesa del Buduso, rincorre il pallone Olmetto, quest'oggi capitano dei rossoblù. Cinque stagioni per lui all'Athletic Uri tra eccellenza e Serie D, ex li punti tra le alte il quasi 35enne esterno di sinistra di mister Paolo Congiu. Intanto si gioca anche sugli altri campi, dove spicca Usinese e Castelsardo. Il risultato che ci perviene è quello di 1-0 proprio per la squadra di Usini, con la rete di Luca Tedde. Poi il Tonara vince a Bonorva per 1-0 con il gol di Nunez, abbastanza sorprendente se così fosse, anche se ovviamente le partite sono iniziate da poco più di 20 minuti, però il Bonorva a quanto pare già in svantaggio di 1-0. Intanto ritorniamo in cronaca col pallone ancora sul mancino di Marrone, punta Biasiatto, si allunga un po' il pallone, concedendo il tempo di intervento giusto per Biasiatto per mandare il pallone in calcio d'angolo. Intanto l'arbitro richiama l'attenzione della panchina del Coghinas perché è rimasto a terra un giocatore rossoblù, sembra toccarsi la caviglia. Si tratta di Paganelli, del difensore centrale del Coghinas.
Torniamo in cronaca. Ovviamente speriamo che non si tratti nulla di grave per Paganelli. Sembra però un po' sconsolato il numero 14. Si tenta il recupero immediato per cercare di proseguire la gara. Intanto non vediamo nessuno che si sta scaldando tra le fila della squadra di Santa Maria Coghinas. Dicevo dei risultati degli altri campi, dove la Maccomerese è in vantaggio sul Siniscola per 1-0, rete di Colombo. Sennuri, Luogo Santo 1-0. Giocato ottimo per il Sennuri, invischiato nelle zone calde di classifica. Poi Ovodar Zachena sempre 0-0, così come Atletico Bono Stintino e tutta vista Galtelli Bosa. Si gioca alle 15:30, Lanteri a Basanta. Intanto si può riprendere il gioco, Paganelli è fuori dal campo, cross basso, si gira in coordinazione precaria Bubadem e poi arriva il sinistro con deviazione da fuori area di Marrone. Quindi secondo corner di seguito. Intanto sembra non farcela Paganelli, si attende ancora un attimo però per la sostituzione, si attendono più che altro comunicazioni dallo staff medico. Paganelli ancora lì dietro la porta, la propria porta. L'arbitro che va al dialogo con mister Congiu, probabilmente perché era stato cambiato, è stato chiamato il cambio, poi non avvenuto. Ora Paganelli chiede di rientrare, ovviamente dovrà attendere la battuta del calcio d'angolo. Attenzione in area di rigore, soprattutto ai centimetri di Miyoko. Osservato a vista, marcato a uomo Miyoko, il pallone però arriva più profondo, accenna l'uscita Perez. Pallone che però è ancora giocabile per il Budusov, velo di Miyoko, Pereira, ancora Miyoko, il numero su Criado. Cosa stava per fare Miyoko? Pallone che poi però scivola dolcemente in rimessa dal fondo. Sembrerebbe rimandato quindi il primo cambio in casa Coghinas. Si è ristabilito Paganelli che va a rioccupare la posizione di centrale di difesa insieme a Ligios, con Biasiato appunto e Olmetto ai lati. È proprio Olmetto che con il piede meno educato fa prevenire il pallone in avanti, fermato però Matteucci, poi si avventa sul pallone Ducar. Ottimo ancora Paganelli su Dem, poi Criado. Imperfetto il passaggio del 19 per Biasiato. Come detto, pubblico giunto numerosissimo anche da Coghinas. C'è un bandierone che spunta dalla tribuna del Borucca, dove c'è lo spicchio più attivo di tifosi del Coghinas. A sottolineare il fatto che entrambe le squadre possono vantare, godere ciascuna del proprio paese a supportarli. Sicuramente un fattore aggiuntivo, un fattore in più per entrambe le compagini.
un fattore non da poco che incide ovviamente sulle prestazioni delle due squadre. Come detto, attualmente il Budusio è vero che ha perso qualche punto, però è anche pur vero che ha perso solo 2 partite. Questa è la 21esima giornata, così come il Coghinas che segue con solo una sconfitta in più. Quindi il campionato andamento assolutamente da protagoniste, come lo sono e lo stanno dimostrando anche nella partita odierna. C'è assoluto equilibrio. Forse il Budusio cerca un po' di più in questi, ha cercato un po' di più e sta cercando un po' di più in questa prima mezz'ora di impostare il proprio gioco in avanti. Il Coghinas cerca, cioè si difende con ordine a dire il vero, poi cerca subito la profondità provando ad innescare le punte lì in avanti. Ancora però non sono riuscite ad incidere in maniera efficace, non hanno impensito più di tanto Canu. Intanto seguiamo il calcio di punizione con Pereira, sguarda al centro, pallone tagliato, secondo palo, attraversa tutta l'area di rigore, finisce nel calcio d'angolo opposto, sul lato opposto. Ancora pericoloso il Budusio in avanti con il calcio d'angolo di Pereira. Scontro oggi è scontro tra i due numeri 10, giocatori sicuramente più rappresentativi delle due squadre, con il brasiliano Pereira e l'argentino Matteucci. Intanto sale in cielo sul calcio d'angolo Abduli, non è riuscito però a impattare bene il pallone, uscito di parecchi metri alla destra di Perez. Dicevo di Matteucci e di Pereira Barzaghi, due fantasisti delle due squadre. Matteucci in posizione di mezzala non è riuscito finora probabilmente a trovare una posizione ideale per far male alla difesa del Budusio. Ora lo vediamo largo sulla destra, posizione in cui tante volte ha fatto male alle difese avversarie, poiché è dotato di un mancino molto educato, Matteucci, che in stagione, come detto, ha realizzato già 17 reti tra campionato e coppa, e proprio da quella zolla ricordo particolarmente un gol dal vertice destro della di rigore che si è infilato sotto il 7 contro il Tuttavista Galtelli nel girone di andata. Ma di gol così Matteucci ne ha fatti tanti e ne sta continuando a regalare. Stessa cosa per Pereira Barzaghi, sangue brasiliano che scorre nelle vene del centrocampista offensivo di mister Ferruccio Terrusu. Tanto si attende il calcio di punizione. Si andrà lungo a superare il centrocampo con la battuta di Perez. Trova però Abduli, poi Dukar, un po' fuori dalla manovra Radovanovic, che oggi ha di fronte sicuramente un cliente non facile come Allub, che va a contrastarlo proprio in questo momento. Olmetto alza la testa, scanalizza l'area di rigore, tentava servire Matteucci, quindi Criado finta di passaggio poi per Matteucci, poi col mancino il pallone è buono, l'acrobazia, Matteucci in equilibrio precario, però sparacchia il pallone alto sopra la traversa. Risponde forse per la prima volta il Coghinas con Matteucci, servito probabilmente anche in maniera non del tutto volontaria da un tentativo in girata di Burrelli. Pallone che però è capitato sul piede maleducato dell'attaccante argentino.
Però al minuto 33 c'è stata anche la chance per il Coghinas, anche per mettere un po' di pressione ad un Buduso che comunque si sta difendendo bene. Molto ordinata in campo la squadra di mister Terrosu. Come detto, mister che ha già militato. Intanto attenzione a Radovanovic, strozza il tiro, ma c'è Matteucci, Santiago, è il mago Matteucci che trafigge un incolpevole Canu, lasciato troppo solo il centrocampista, il fantasista argentino, e al 35esimo minuto il Coghinas passa sul Buduso il 18esimo sigillo di Matteucci. Dopo la chance di qualche istante fa, la seconda volta non ha perdonato. Coghinas 1, Buduso 0. Matteucci che poi va a prendersi gli applausi, gli abbracci della panchina e va a ringraziare con lo sguardo rivolto verso il cielo Santiago Matteucci. 1-0 Coghinas, doccia fredda per il Buduso che, come detto, probabilmente era anche un po' più padrone del campo, però è bastato un pallone a Matteucci per timbrare il 18esimo gol in questa stagione tra campionato e coppa. Quindi cambia il risultato al Boruca, Buduso 0, Coghinas 1. Ora deve scuotersi quando mancano 10 minuti, poco meno di 10 minuti all'intervallo. Tanto sostenitori del Buduso che, nonostante la rete di svantaggio, continuano ad incitare i propri beniamini. Messaggio che è arrivato anche in campo con Pereira. Il pallone allargato per Marrone, deve liberarsi dal marcato dei due uomini. Marrone riesce anche a mettere il pallone con un raso terra. Pallone però corto, rinviato in qualche maniera dalla retroguardia rossoblu. Ora Buduso che cerca di accelerare le operazioni ma perde palla. Quindi Ducar a contatto con Abduli. Tackle falloso. Probabilmente il pallone deve anche essere sostituito con Dem che dopo un inizio arrembante si è un po' ridotto, si è un po' defilato Buba Dem, non riesce a trovare la profondità, il passaggio in profondità per la propria velocità. Non sono riusciti, almeno in questa seconda porzione di primo tempo, ad imbeccarlo i propri compagni. Intanto un pallone lunghissimo, attenzione ai rimbalzi, attento però Canu sull'attacco di Burrelli e va subito al rilancio in profondità, pallone che è ancora giocabile per il Buduso con Barilari, solo e può ricevere Masia, interviene poi Pereira, mette il mirino Pereira, sembrava gol, ha dato l'illusione del gol il fendente di Pereira, pallone a centimetri dal palo sinistro difeso da Perez. Ancora uno squillo del Buduso al 38esimo con Pereira, pallone che sibila a centimetri dal pareggio. Si resta però sull'1-0 per il Coghinas. Pereira che
aveva di fatto rubato quasi il pallone a Masia per poi scaricare un destro terrificante. Non ha inquadrato però il bersaglio grosso, il brasiliano. Ora Buduso si gira in qualche modo. Mandras. Masia, scusate, ovviamente con la maglia numero 6. Conquista poi il fallo con le mani. La squadra di casa. E poi l'arbitro che ravvede un'irregolarità ai danni di Burrilli. Tanto cambia ancora il risultato a Bonorva. Bonorva 1, Tonara 2. Rete di Foddai per il momentaneo pareggio del Bonorva. Poi Noli porta a quota 2 le reti in casa del Bonorva, una delle inseguitrici. Poi Lama Comerese ha raddoppiato in casa contro il Siniscola. 2-0 anche dell'Usinese col Castelsardo. Seconda rete di Michele Chelo, l'ex Ossese. Attenzione ancora a Olmetto, panoramico il cross per la coordinazione di Matteucci, che per fortuna del Buduso non colpisce bene il pallone, altrimenti probabilmente sarebbe venuto giù lo stadio, perlomeno per quanto riguarda i sostenitori del Coghinas. Ci ripensa Matteucci, ancora una volta però un po' troppo solo il numero 10. Devono stare attenti qui sulla sinistra, sulla corsia di sinistra, Barilari e Marrone. Matteucci che probabilmente ha smesso di fare la mezzala. Intanto è arrivato anche il primo giallo per Mandras. Primo ammonito, parità comunque dai toni agonistici alti, ma tutto sommato molto tranquilla. Non ci sono stati interventi pericolosi. Se vogliamo, questo è l'unico vero fallo che meritava la sanzione. Non ha neanche protestato Mandras, è andato a recuperare la propria posizione, quindi calcio di punizione per il Coghinas. Olmetto ancora apre il compasso in area di rigore, pallone che resta lì, arbitro però vede un fallo. Intanto si contorce al terra dal dolore, se non andiamo errati, Ligios, che era andato a staccare di testa. Siamo agli sgoccioli di questo primo tempo, giocato ancora sull'1-0 a favore del Coghinas, rete di Santiago Matteucci. Intanto si è rialzato Ligios, forse nel contrasto con il portiere avversario, ha rimediato una botta, una contusione, ma nulla di grave per il centrale di mister Paolo Congiu. È iniziato ovviamente nel frattempo anche l'Anteri a Basanta, ancora 0-0 al comunale di Santa Maria Vergine di Pompei. Ora Ducar può stoppare il pallone, lo ammorbidisce ancora Ducar, ma Abduli gli strappa il pallone dai piedi e poi non riesce a tenerlo Mandras. Pallone che però è ancora buono per il Buduso con Abduli, senza pensarci dalla parte opposta, un campanile impreciso, lo stop però di Marrone, così come il controllo di Matteucci, che perde la sfera.
errore su errore. Ora iniziano ad essere abbastanza gli errori da una parte e dall'altra. Intanto arriva anche il giallo e sa di averlo preso, perché poi va anche a sorridere Pablo Val. Gioco pericoloso per il centrocampista argentino. Arbitro senza esitazione gli ha mostrato il cartellino giallo, pareggia il conto dei cartellini. Quindi anche Val finito nel taccuino dei cattivi, con Pereira già pronto alla battuta del calcio di punizione. Siamo 40 metri abbondanti rispetto alla porta difesa da Perez. Solo Radovanovic sopra la linea del pallone. C'è da attendere qualche istante prima della battuta del calcio di punizione. L'arbitro ha qualcosa da dire a Dem e Olmetto, il re di ostacolarsi senza troppi complimenti. Ora può andare Pereira, morbido verso Miyoko, pallone che viene sputato sul secondo palo, poi ci mette una pezza Paganelli, cerca di chiudere in attacco questo primo tempo il Budusò. Attenzione alla gittata lunga di questo fallo laterale, così è. Attenzione a Miyoko, non ci arriva il gigante con la maglia numero 11 che resta però nei paraggi, non riesce però Allub a trovare Miyoko, che poi adesso vede con la coda dell'occhio Mandras, pallone sul dischetto. Pereira forse coperto un po' dalla traiettoria del pallone, non ha esiti positivi questa azione del Budusò. Quindi senza troppa fretta Perez. Intanto Koginas incitato a gran voce da mister Paolo Congiu, che dà di posizioni tattiche. Ducar è venuto proprio verso la panchina per colpire il pallone di testa, così è ancora serie di batte e ribatti. Olmetto di prima intenzione, non c'è Radovanovic, poi corpo a corpo con Dem. Pablo Val si lotta a centrocampo, ne ha la meglio proprio l'argentino, che si è speso molto in questa prima frazione insieme a Criado. Sicuramente i due devono fare una partita molto attenta, considerando che di fatto il Koginas gioca con il 4-2-4, quindi i due mediani devono dare molta sostanza, molta attenzione, cercare di non farsi superare dal centrocampo del Budusò. E proprio in questo istante arriva il doppio fischio, il duplice fischio da parte del signor Melis. Budusò 0, Koginas 1, partita vivace, tutto sommato anche equilibrata. Poche azioni degne di nota da una parte e dall'altra. Una al 16° per Miyoko, sciupata all'interno dell'area di rigore. Poi Matteucci al 33°, ma 5 minuti dopo proprio il giocatore argentino trova il gol che vale il momentaneo 1-0. Io do la linea alla regia e ci rivediamo per i secondi 45 minuti, sempre qui al Boruca di Budusò per Budusò Koginas.
Idrosistemi da oltre 30 anni è il punto di riferimento in Sardegna per la distribuzione di prodotti per acquedotti e fognature. Siamo a Sestro, uscita di Cagliari, abbiamo un piazzale di circa 15.000 metri quadri e magazzini coperti uffici per circa 1.000 metri quadri. Durante questi anni, oltre al settore tradizionale core business, acquedotti e fognature, abbiamo sviluppato il settore dell'irrigazione e molto importante anche il settore dell'impiantistica sia civile che industriale. Oltre ad avere i principali marchi a livello nazionale, abbiamo una struttura commerciale di tecnici commerciali sempre a disposizione dei nostri clienti per preventivi, consigli e assistenza. A livello nazionale, Idrosistemi fa parte del principale consorzio del settore, il Consorzio Griffone. Siamo in grado dunque di fare qualsiasi tipo di fornitura in tutto il territorio, alle stesse condizioni che possiamo praticare qui in Sardegna. Non vi resta che venire a trovarci per conoscerci personalmente. Il Guidoni torna in Serie D. Lancio ancora verso Ugo. È solo Ugo, prova il diagonale. Linea di rigore basso da Palermo. Mendes! Verso Altolaghire sul secondo palo. Rovesciata di Dumbuya! Ancora Dumbuya per la rovesciata! Che la rimette al centro sul secondo palo, dove c'è poi Greco che trova un angolo impossibile. Suggerito per Barresi e il gol da parte di Barresi, il Čekićak riapre la partita. Baldassi, che capolavoro del numero 10, un gol straordinario. Cascero ha dovuto col portiere Cascero, Ilva Maddalena in vantaggio, minuto 36 del secondo tempo. Esterno Zaidi, sua posizione, Pilloni. Si va da Calarco, solo lui la poteva chiudere. A dritto in porta di Gennaro, un capolavoro. L'avevamo detto, non va, è una tripletta sontuosa, clamorosa, quella di Di Gennaro. Il Comuni guadagna la permanenza in Serie D. Montis che può mettere in mezzo un buon pallone da De Beautis. Di Aramu, Calaresu, la viene, prova Calaresu! E qua ci prova Macchero! Ci prova Macchero! Tocco corto per la botta in porta. E l'1-0 per i giuri senesi. Poi in linea di rigore Luvumbo. Aloia porta via il pallone, calcia addirittura verso la porta, Aloia! Con il muro vincente ed eccola qua la festa, e vuol dire promozione, vuol dire tornare in Serie A. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Dallo scorso mese di maggio Facebook non permette più la produzione di eventi live a pagamento. Noi non siamo stati a guardare. Per venire incontro alle società sportive dilettantistiche, in estate abbiamo sviluppato il nuovo e-commerce di Directa Sport. La procedura è semplicissima. Accedi all'area dedicata, clicca sul link dell'evento che vuoi acquistare, aggiungi il prodotto al carrello, paga il servizio con PayPal o carta di credito e vivi in esclusiva con il tuo personale dispositivo l'atteso evento sportivo. Sei una società sportiva? Vorresti produrre a pagamento sui tuoi canali social la diretta della tua gara, dirottando gli introiti sui tuoi conti associativi? Chiamaci, la piattaforma di accesso la forniamo noi. Non perdere tempo, chiamaci al 347 45 41 255
o invia una mail a commerciale@directasport.it. Directa Sport, la TV dello sport, sempre più per lo sport. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Trying to bring you down, but for real, you might as well give up now. Think you got a chance, but I don't see how. Got a real tight grip when I hold that crown. My life been good and bad and all around. The more things I lost, the more I found. One thing I taught myself to do, no matter the problem, refuse to lose. So, getting up while y'all just snooze. While you make breakfast, man, I'm on the move. I'm the first one in and the last one out. Whoever owns the place gotta drag me out. In me I trust, yeah, I smell like success, this Elon Musk, huh? Everybody in here ready to fight on this night, you better just run for your life. Rieccoci in collegamento, amici di Diretta Sport, per i secondi 45 minuti, siamo in diretta dallo stadio Borucca di Budusò per Budusò Coghinas, il risultato che si è concluso nel primo tempo con una rete a 0 per il Coghinas, rete di
Santiago Matteucci. Ora vedremo come il Budusò uscirà dagli spogliatoi. Partito il fischio in questo istante del direttore di gara. Giro al pallone dato dal Coghinas subito, che prova subito a proporsi in avanti con Olmetto. Non c'è fallo sull'esterno sinistro di mister Paolo Congiu. Semplice rimessa con le mani. Dicevo primo tempo che che ha visto il Coghinas in vantaggio per una rete a 0. Partita tutto sommato equilibrata, con entrambe le squadre che non si sono risparmiate. Partita maschia, senza, non cattiva però, solo 2 cartellini gialli. Intanto attenzione a Ducar col sinistro, debole però il cross dell'attaccante senegalese, che poi va a riposizionarsi di fatto in questo secondo tempo dietro l'unica punta Radovanovic. Coghinas che si mantiene con il 4-3-3, con Matteucci che sta per ricevere palla in questo istante a fare la mezzala. Matteucci che però anche durante tutto il corso del primo tempo ha coperto più che altro la zona esterna dell'attacco. Di fatto il Coghinas si è posizionato con un modulo molto vicino al 4-2-4, con i 4 davanti. Insieme a Matteucci ci sono appunto Radovanovic, Ducar e Burrelli. Burrelli che va a fare l'esterno nella corsia mancina. Burrelli che è stato anche, come detto, convocato in rappresentativa regionale juniores a sancirne l'ultima stagione. Tanto ancora proprio Burrelli in possesso palla, sbaglia però l'appoggio per Olmetto, quindi può avanzare il Budusò. Quindi Allub è l'incaricato della bottega del fallo laterale. Perde però per un attimo il possesso il Budusò, lo riconquista, poi Val, Miocco, Olmetto in estirada, subisce fallo il numero 3 che poi resta a terra, si tocca il collaterale. Qualche accenno di protesta per Olmetto, forse chiedeva il giallo. Non è però dello stesso avviso il signor Melis, che poi indica il punto di battuta a Perez, che vuole far salire la squadra, poi va lungo per Radovanovic, la spinta di testa l'attaccante di Belgrado. Attenzione a Matteucci, converge sul mancino Matteucci, resta in possesso palla il Coghinas, biasiato per Radovanovic, la stoppa di petto Radovanovic, perde un tempo di gioco Radovanovic, poi è tornato da maglia bianco-celesti, ancora avanti, non è finita l'azione del Coghinas, ci mette una pezza Pereira che poi sgada sulla sinistra, interviene però in estirada Val a fermare l'avanzata di Pereira, che chiedeva probabilmente un primo fallo. E in effetti arriva per Criado il giallo, secondo ammonito per il Coghinas, anche Criado, quindi 2 metronomi della formazione rosso-blu, entrambi ammoniti. L'arbitro aveva dato l'iniziale vantaggio al Budusò, che poi non si è concretizzato, quindi ha dato anche il giallo a Criado. Deve mettere il pallone a terra adesso Allub, sguarda al centro, parte un cross
non troppo efficace, pallone che però arriva a tre piedi di Dem. Abduli, non c'è intesa però con i compagni di squadra, quindi bello questo passaggio alla parte opposta per Matteucci da parte di Ducar. Matteucci va sulla destra, Matteucci entra in area, Matteucci in presa sicura, ma Canumario, il portiere del Budusò. Attenzione che Matteucci è fuori dal rettangolo verde, rientra in campo Zoppicante. Quindi Pereira si rintana in 11 dietro la linea del pallone in Coginas a difesa della avanzata del Budusò con Allub. Dem, non c'è fallo di Dem, poi c'è una accenna la reazione Dem e viene anche ammonito. Fallo ingenuo questo di Dem, che non si è visto fischiare il fallo precedente. Va poi a commettere una piccola ingenuità su Olmetto, che poi va anche al contatto verbale proprio con Bubadem. Quindi sono 4 gli ammoniti della partita. Dopo Vale Criado, dopo Val Criado, Dem, Mandras e adesso anche Dem. Si infervora il pubblico sempre caldo di Budusò, che vede la propria squadra in svantaggio di 1-0, ma parità, il secondo tempo che è iniziato da appena 7 minuti. C'è ancora una partita da giocare. Intanto nel frattempo l'Arzachena ha passato in vantaggio sul campo dell'Ovodda, mentre ha triplicato le marcature l'Ama Comerese. In rete anche Mussa per il 3-0 della squadra di mister Pierluigi Scotto. Si resta sul 2-1 del Tonara sul Bonorva, sempre 0-0 tra Atletico Bono e Stintino Senu Luogo Santo, sempre 1-0, così come Galtellì, Bosa, ancora reti inviolate. Usinese Castelsardo 2-0, come detto la seconda rete di Chelo, e Lanteri Sassari a Basanta 0-1, rete di Purcu, partita iniziata mezz'ora dopo, con gli uomini di mister Mura che stanno perdendo per 1-0 proprio contro il fanalino di coda a Basanta. Ovviamente prendiamo per buono quello che ci arriva dalla rete. Occhio adesso a Miocco, scusate, però Perez era già lì, si accartoccia sul pallone, rinvia più lontano che può l'estremo difensore classe 2000, ex Angelo Cristofaro Pido, ha giocato anche in quarta serie spagnola. Tanto Olmetto ruba il pallone a Mandras, non brillantissima quest'oggi la partita del giovane laterale destro di mister Ferruccio Terrusu. Una rete per il classe 2008, giovanissimo. Quest'oggi una munizione, è una gara probabilmente ampiamente al di sotto delle proprie potenzialità. Un giocatore comunque di assoluto avvenire, ha tutta una strada davanti a sé da percorrere per migliorare Mandras, ma come detto manca un'eternità alla conclusione di questa partita molto importante per le sorti di entrambe le squadre, per l'andamento del campionato, che come detto in precedenza chiaramente non si deciderà dopo questa partita, ma ne potrà comunque segnare in un modo o nell'altro
le sorti con Budusò e Koginas che comunque restano in vetta alla classifica, una classifica che al momento vede l'Usinese prima con 43 punti, segue proprio il Koginas al secondo posto con 42, a braccetto proprio con il Budusò, che andrebbe di fatto, se il risultato ovviamente dovesse mantenersi in questo modo, andrebbe a perdere di fatto la prima posizione, che il Bonorva scivolerebbe al quarto posto con 38 punti. Intanto c'è un intervento abbastanza duro a centrocampo con Pereira ancora a terra, deve stare attento Biasiatto, scusate, Criado già ammonito, arbitro che va a dirgli qualcosa, Criado che accetta il dialogo col direttore di gara. Ricordo che Criado era già munito appunto insieme a Val. Poi lo stesso direttore di gara va a parlare con la panchina del Budusò, in particolare con mister Terrusu, che voleva il secondo giallo per Criado, un giallo che non è arrivato, quindi si può riprendere. Attenzione al pallone vagante all'interno dell'area di rigore, Miyoko, uno contro con Biasiatto, lo salta facilmente Miyoko, deve metterla in mezzo, lo fa ma viene bloccato il tentativo di passaggio raso a terra. Niente di fatto, Koginas che comunque anche in queste fasi, prime fasi del secondo tempo, si difende con ordine. Poi Dem, Miyoko converge sul destro, Miyoko ci pensa troppo però, Miyoko, quindi Val apre la falcata a Val, attenzione a Burrelli, ci mette la pezza al Lub, davvero ottima finora la prova di Allub, adesso a fermare la corsa di Burrelli, quindi Pereira sbracciata su Matteucci, non c'è fallo, Miyoko visto con la coda dell'occhio l'inserimento di Masia, quindi Mandras apre però troppo col collo del piede il tentativo di servizio in area di rigore. Perez come sempre molto attento a ridosso del limite della propria area di rigore. Radovanovic in qualche modo sgonfia il pallone per Matteucci, se lo porta sull'auto di destra, Matteucci 360 su Abduli, poi Criado, prevedibile il passaggio di ritorno verso Matteucci, poi Ligios che preferisce alleggerire per il proprio estremo difensore, Perez che spedisce, sparacchia il pallone più lontano che può, Allub in un primo momento liscia il pallone, c'era però fallo provocato da Dukar e Abdulli troppo impreciso ad aprendo il compasso sul versante opposto. Poi guarda una zolla sul terreno del Borucca, ma molto probabilmente è più proprio un tentativo sbagliato di passaggio. Intanto Pereira vuole salire in cattedra, il brasiliano supera anche Val, attenzione corpo a corpo tra i due, poi cenno di reazione di Pereira, l'arbitro è lì, azione che prosegue con Mandras, attenzione ai toni che anche in campo adesso si accennano, non si accennano a placare, con Pereira che voleva
il fallo, l'arbitro non è stato dallo stesso avviso, azione che poi è proseguita, ma Mandras non è riuscito a mettere in mezzo il pallone. Anche Val deve comunque cercare di mantenere la calma, perché anche Val è ammonito. Tanto c'è movimento su entrambe le panchine, si scalda in maniera probabilmente più intensa gli uomini di mister Paolo Congiu. Chissà se adotterà qualche cambio subito o si aspetterà ancora qualche minuto. Certo è che il Budusò deve cercare di cambiare qualcosa se vuole rimettere in piedi una partita che al momento la vede sotto di una rete a 0 grazie al gol di Matteucci. Attenzione alla svirgolata intanto di Olmetto, poi Paganelli deve buttare il pallone più lontano che può. Ora Budusò che sta cercando di aumentare i giri del motore, come detto in svantaggio di un gol. Koginas non ha nessuna fretta ovviamente di accelerare, deve però difendersi adesso dal Budusò che occupa costantemente l'intera metà campo della squadra avversaria. Quindi Dukar, pallone che transita ancora pericolosamente dalle parti dell'area di rigore di Perez. E poi Marrone, bello e intelligente il passaggio filtrante per Mucco, pallone che arriva a Mandras dalla parte opposta, la mette in mezzo, ma provvidenziale l'intervento di Ligios che salva probabilmente dal gol del pareggio il Koginas. Ora la partita sta iniziando ad aumentare di intensità. Budusò che attacca con insistenza, Koginas che cerca di ripartire in contropiede. Ora Dukar sulla sinistra, Burrelli, 1 contro 1 di Burrelli, subito raddoppiato anche da Mandras. C'è anche Barilari, Burrelli non tiene in campo il pallone, ma c'è Olmetto. Di prima Olmetto verso la porta, pallone insidioso, non quanto basta però per impensierire Canu. Minuto 18 della ripresa, sempre 1-0 per il Koginas. Ricordo il 18° sigillo di Matteucci in campionato tra campionato e Coppa. 18 reti per l'argentino, che di fatto è catalogato tra gli attaccanti ma fa l'esterno di destra e potete ben capire che 18 reti per uno che fa l'esterno di destra, insomma, non è roba che si vede tutti i giorni. Attenzione, arriva un cartellino giallo per Olmetto. Olmetto ovviamente è il primo cartellino giallo, non il secondo come grida il pubblico. Quindi sono 3 gli ammoniti in casa Koginas, dopo Valle Criado anche Olmetto. 5 i cartellini totali finora sventolati dal fischietto di oggi, come ha detto il signor Melis della sezione D Ozieri. Quindi si riparte dalla palla inattiva, dal calcio piazzato di Pereira. Siamo in posizione defilata sull'out di destra.
Solo un giocatore a frapporsi tra Pereira e la porta, pallone che sbuca per Dem e c'è il pareggio del Buduso, rete di Buba Dem, l'attaccante gambiano firma la 9ª rete stagionale, riporta a galla il Buduso, tutto in piedi il Boruca ad applaudire Buba Dem. Si riapre la partita qui a Buduso, tra Buduso e Koginas, 1-1, Buba Dem. Tutto da rifare per mister Paolo Congiu, si rianimano anche i tifosi di Buduso, gli ultra di Buduso, volano anche fumogeni e quindi attenzione a Val, stava per commettere un'ingenuità fermando Pereira, già ammonito Val, poi esce dai blocchi Ligios, Radovanovic, attenzione al 4 contro 3 per il Koginas, decide di adoperare le maniere pesanti Marrone, che non figurava nella lista dei cattivi, però va a prendersi il giallo. Ammonito quindi anche Marrone, ha dovuto usare le maniere dure per fermare Matteucci. 1-1, è cambiato tutto qui al Boruca tra Buduso e Koginas. Partita che si è alzata improvvisamente di livello tra queste due squadre. Buduso che è uscita sicuramente con maggiore piglio dagli spogliatoi, ha provato a chiudere il Koginas nella propria metà campo, tutto ciò ha portato al gol del momentaneo pareggio firmato da Buba Dem. Ora c'è un'apertura sbagliata e non è da lui, di Pereira. Impreciso anche il controllo di Radovanovic, che poi va al corpo a corpo con Abduli, incitato dal proprio pubblico. Quindi ancora Abduli per Masia, Mandras in mezzo all'indietro, ci ha provato col piatto ma strozza, colpisce troppo sopra il pallone Marrone. Sfera che esce abbondantemente alla destra di Perez. Quando siamo arrivati a metà del secondo tempo c'è ancora movimento nella panchina del Koginas, è pronto un doppio cambio. Vedremo se verrà effettuato subito, così è. Bandierina su del guardalinee, vediamo chi sta per fare l'ingresso in campo. Esce Burrelli con la maglia numero 11. Poi no, Burrelli non è l'iniziato ad uscire, è uscito Biasiato ed è entrato con la maglia numero 23 Virdis. Va ad irrombustire quindi la linea mediana mister Congiu. Esce anche Radovanovic, un po' opaca la prestazione del gigante con la maglia numero 9. Entra in campo con la maglia numero 13 un difensore, Carrucciu. Di rimessa con le mani per
il Koginas, cerca di cambiare assetto tattico mister Konju, togliendo una punta di peso, mettendo un giocatore certamente più dinamico come Virdis, che va a agire da sottopunta. Poi Dukar messo giù, non c'è niente, si può proseguire. Val, poi Criado proprio per Carruccio che va a fare l'esterno basso di destra. Si compone, rimane a 4 dietro la linea difensiva del Koginas. Occhio però a Dukar, attaccato alle spalle, corpo a corpo. Arbitro fa ampi cenni a Dukar di rialzarsi. Non è d'accordo però il giocatore senegalese. Precedenti tra le due squadre parlano di 3 partite giocate, 2 pari e una vinta dal Koginas. L'andata finì 3-3, reti di Radomanovic, Matteucci e Seu per il Koginas. E Pereira, Pau, questo già assente, e Dem, che ha segnato appunto anche oggi nel doppio incontro per il Budusò. In 20 partite, questa è la 21esima, regna quindi un quasi sostanziale equilibrio. Il Budusò ha vinto una gara in più, 6-6 il computo dei pareggi, 4 gol fatti in più da parte del Budusò, 23 quelle le reti subite da entrambi, dato che ha avuto un sostanziale cambiamento dopo la sonora sconfitta a Usini di mercoledì pomeriggio per 6-1. Budusò che viene da un pareggio per 1-1 da Zacchena in un campo abbastanza impervio, dove era difficile giocarvi per entrambe le squadre. E poi il 6-1 proprio rifilato dall'Usinese alla squadra di mister Ferruccio Terrosu. Koginas che per quanto riguarda punti in casa, punti in trasferta, c'è un netto predominio dei punti realizzati fuori casa, ben 24. Se dovesse rimanere così si tratterebbe del 25esimo punto. Koginas che 2 giornate che non subisce gol prima di questa, dato che non si era mai verificato in campionato, mentre il Budusò ha il miglior attacco del campionato con 48 reti, questa è la 49esima, seguito dall'Usinese 47, capocannoniere come detto della compagine biancoceleste, oggi assente Ousmane Baldé con 10 gol. Ma lasciamo almeno per questo adesso la statistica, rientriamo con la cronaca in diretta, con un calcio di punizione da centrocampo con Virdis, lascia il pallone a Matteucci, interviene poi la difesa del Budusò, tenta l'incornata Dukar con Kanu che cerca subito la velocità di Dem, non arriva poi Pereira, una serie di rimbalzi del pallone, sfera che resta lì, Virdis, flipper qua sulla corsia di destra, la bandierina però del guardellino era su, fallo con le mani affidato al Koginas con Olmetto. Dukar interviene però Cordoba, ancora Dukar, filtrante per Matteucci, antena da Matteucci, 1-1 contro col portiere Matteucci, sciupa incredibilmente Matteucci. Che occasione questa per il Koginas, per Matteucci, poteva sicuramente far meglio, uno con la tecnica di Matteucci, si è fatto però ipnotizzare da Kanu, pallone sulla traversa, si resta sull'1-1, una partita che rimane incandescente tra le due squadre.
Ora Miyoko per Abduli, cerca di rimetterla, trovare un compagno buono Abduli, il pallone però termina fuori. Intanto è cambiato ancora, continua a cambiare i risultati sugli altri campi. Il Tonara si porta sul 3-2 sul campo del Bonorva. Bonorva che aveva pareggiato con Azara, ma è ancora Noli a firmare la terza rete per il Tonara. La Macomerese vince 4-0 contro il Siniscola, doppietta di Lauria, Oveda Zacchena 1-2, le reti di Gasmi e Gargiulo per l'Arzachena, di Deiana per Lovodda, mentre il Segno di Logosanto sono sull'1-1 con la rete di Fink. Sono 17 le reti per Fink, altro elemento di spicco in questo campionato. Intanto la magia di Mandras, che sembra aver migliorato in questo secondo tempo la propria prestazione in questa gara. Ora poc'anzi con una magia di tacco ha cercato di dare continuità all'azione del Buduso, che continua a premere sull'acceleratore. Miyoko, scusate, era Edem ovviamente, riconoscibile dalla capigliatura estrosa come Stroso, il numero 18 che ha riportato sul livello del mare il Buduso. 32 sul cronometro del secondo tempo, 1-1 Buduso Koginas, rete di Matteucci e Miyoko. Tanto Pereira cerca lo schema, capisce tutto però Dukar, Dem di testa, ancora Dem ce l'ha sul mancino, supera per un attimo Matteucci, non c'è fallo, attenzione che può distendersi l'azione del Koginas, si chiude però a riccio la difesa del Buduso, allontana il pallone, Ligios esce dai blocchi, ancora Ligios, è buono il pallone per Virdis, rimane giù la bandierina, Virdis subito però raddoppiato, poi tenta l'imbucata, un pallone che però resta a metà strada tra Dukar e Kanu. Intanto Usinese e Castellsaro si portano sul 3-1. Intanto Mandras ancora per Dem, ma diagonale di Carrucciu che poi subisce fallo. Ottima lettura difensiva dell'esperto difensore classe 87, settima stagione a Koginas, sono più di 150 le partite in rossoblu, ex Stintino Castelsardo e Tergu Plubium. Quindi si riprende con il calcio di punizione, sceglie ancora la gittata lunga Perez a far salire la squadra. Va lontano col mancino Perez, c'è Abduli, Criado, pallone che viene messo a terra adesso con Dem circondato da maglie rosse, Dem, poi Aduli, sterzata del numero 8, pallone arrecato sulla destra per Mandras, si mette una pezza l'esterno sinistro del Koginas, quindi Allub preferisce l'alleggerimento verso Cordoba, elude l'intervento di Dukar, colpo di tacco per Miyoko, serie di finte di Miyoko, pallone che stava per arrivare a Masia, messo giù Miyoko, posizione buona
per il destro di Pereira, che va a prendersi il pallone. Sono in 3 in posizione di battuta. Siamo poco distanti dalla lunetta dell'area di rigore della porta difesa da Perez, che va a sistemare la barriera. Intanto finisce la partita di un applauditissimo Mandras, che lascia il campo anche ammonito. Entra con la maglia numero 21. A breve vi diremo chi è il giocatore che prende campo adesso. È uscito intanto anche Dukar tra le fila del Koginas. C'è ancora da attendere, l'arbitro che conta i passi, incaricato alla battuta sembrerebbe Miyoko, che si sistema i calzettoni. Barriera a 5 per il Koginas. Miyoko sul pallone, ma c'è anche Pereira. Vedremo se andrà direttamente a rete. Va Miyoko, pallone non troppo pericoloso per Perez, che si spegne ampiamente sul fondo. Pallone che finisce addirittura oltre la recinzione. L'arbitro chiama un secondo pallone in campo. Poi a tutti gli effetti pallone torna sul manto erboso, come ricordo in erba vera, questo di Budusò. È entrato Seu nel frattempo al posto di Dukar. Quindi in campo anche l'attaccante di Valledoria, che rientra da un infortunio che l'ha costretto ai box per parecchie gare. Torna però a disposizione di mister Paolo Congiu. Vediamo se riuscirà a incidere in questo quarto d'ora abbondante che ci separa dalla fine delle ostilità. Lo chiama Zia, intanto va Dem, c'è solo il metto. Dem per Masia, spalle alla porta, però braccato alle spalle da Criado. Non può fare altro che mettere un pallone in mezzo come può Masia. Poteva sicuramente far meglio nella circostanza il giocatore con la numero 6. Tanto poc'anzi non ho sottolineato la sostituzione da parte del Budusò. Era uscito con la maglia numero 7, come detto, Mandras, ed è entrato Mugianu con la maglia numero 9, che va a comporre il nuovo tridente del Budusò, con Dem sull'auto di destra, con Mugianu e Miyoko. Mugianu centrale, Miyoko dalla parte opposta. Pereira sportivamente mette il pallone fuori per prestare soccorso al giocatore del Koginas, ancora fermo a terra. Si tocca probabilmente il ginocchio. Arbitro che chiede ad Ampigesti l'ingresso dello staff sanitario del Koginas.
si mette le mani sul volto. Ora a breve vi diremo di chi si tratta. Il calciatore del Corinas. Sembra proprio un problema al ginocchio. Intanto, a seguito dei risultati che stanno maturando sugli altri campi, va a ricomporsi, a rimaterializzarsi una nuova classifica in questo campionato di promozione per il girone B. In questo momento Budusò e Usinese sono prime, appagliate a conta 43 punti, con il Corinas al terzo posto con 40 e il Bonorva con 38 punti, a seguire Arzachena 36 con il Luogosanto. Anche l'Atletico Bono agli stessi punti di Arzachena e Luogosanto con 36 appunto. Bosa 30, Stintino 29, Lanteri 25 con Ovoda e Castelsardo, poi Tutta Vista Galtilì 22. Nella zona calda ci sono Tonara 21 con la Macomerese di Mister Scotto a 20 punti, Senuri 18, Siniscola 16, Abbasanta 12. Sono le tre squadre che stanno rischiando di più in questo spezzone di campionato, come detto giunto al 21esimo capitolo. Occhio a Pereira, al limite dell'area, si aggiusta il pallone, calcia come può, scivolando il brasiliano, poi non riesce a recuperare il pallone il Corinas, quindi Mucco subito in mezzo proprio per il nuovo entrato Muggianu, ne ha 3 addosso Muggianu, e Criado in qualche modo manda il pallone in touche. Budusò che continua ad insistere, Corinas che però si difende con ordine. Cambiato un po' in questo secondo tempo mister Paolo Congiu, con l'ingresso di Seu a dare maggiore linfa in avanti. Non eccezionale la partita di Radovanovic quest'oggi, con l'attaccante di Valledoria, come detto, dove ha di fatto costruito la propria carriera con 64 reti, ex anche Cagliari Under 18, il classe 98 del Corinas. Resta anche in campo Burrelli, che va a fare la garra con i centrali del Budusò. Poi Criado perde il pallone, può partire Muggianu, esce però un attento Perez col lancio lungo. Attenzione a Burrelli, serie di batti e ribatti, c'è anche Seu nei paraggi, poi Cordoba ad allontanare la minaccia, non la mette però giù Masia, un po' frettoloso nella circostanza il numero 6. Ancora un uomo a terra, ancora tra le fila del Corinas, pallone che deve essere messo fuori, e Burrelli, il calciatore, a terra. Pareggio che, se dovesse materializzarsi, probabilmente agevalerebbe più la compagine di mister Congiu, che rimarrebbe nel terzetto di testa con 40 punti, a sole 2 lunghezze dalla testa di serie, composta da Usinese, attualmente prima per differenza a reti, e Budusò. Ricordo che la prima sale di diritto in eccellenza, la seconda e la terza si giocheranno i playoff. Mentre nelle zone meno nobili la 14esima e la 15esima posizione fanno i play-out, mentre le ultime 3 scendono in prima categoria
ma non è tempo di pensare ai bilanci, è tempo ancora di viverci questa partita che è ormai giunta agli sgocci, alle fasi finali. Mancano pochi minuti alla conclusione del match. Stiamo entrando nel 45esimo. Arbitro che indica anche il minuto. Intanto Seu prova la coordinazione in equilibrio precario. Non era facile impattare bene il pallone per l'attaccante con la maglia numero 7 del Koginas. Dicevo, dei minuti di recupero. Sono 5 i minuti decretati dal signor Melis. Ancora 5 minuti di suspense per entrambe le squadre. Ora una serie di controlli imprecisi. L'ultimo quello di Allub. Pallone che però riesce in qualche modo ad arrivare dalle parti di Dem, messo giù. Era Abduli, che poi Abduli che rimane in terra in preda ai crampi. Pubblico che chiedeva un altro cartellino giallo. Arbitro che però era lì da pochi passi, indica solamente il punto dell'impatto. Necessario un nuovo ingresso dello staff sanitario probabilmente per soccorrere Abduli. Poi gli dà una mano anche Barilari a rialzarsi. Non sembra niente di grave per il centrocampista di mister Terrosu. Ottima la prova di Abduli, che oggi probabilmente gioca al posto dello squalificato Pau per 3 giornate. 3 giornate inflitte nella gara del turno infrasettimanale del Budusò, che ha visto appunto il Budusò sconfitto per 6-1, come detto in precedenza in telecronaca, dall'Usinese. Usinese straripante quella di mercoledì. Tanto Pereira, basso ancora però il traversone. Pallone che Marrone poi fa recapitare a Muggianu. Nel corpo al corpo però nel mismatch fisico era Lub che scusate, il giocatore che è andato a impattare il pallone. Si era sganciato in avanti a fare l'attaccante aggiunto nel tentativo di spizzare il pallone di testa. Quindi Criado, c'è Matteucci, poi Virdis non riesce a intervenire in scivolata. Pereira per Miocco, attenzione al pallone buono per un soffio, però non riesce con il piedone Miocco. Siamo già dalla parte opposta. Matteucci, poi Seu, esce palla al piede Marrone, senza guardare poi il tentativo di verticalizzazione di Marrone. Perez che rilancia subito in avanti. Nessuna delle due squadre vuole pareggiare. Cordoba, Val, c'è vicino Carrucciu, Val cincischia un po' con il pallone, poi Criado come può a cercare gli avanti della propria squadra, poi c'è un fallo e termina così il match con il triplice fischio da parte del signor Vincenzo Melis di Ozieri. Termina 1-1, pari e patta tra Budusò e Koginas, un punto ciascuno, che muove ancora la classifica. Come ho detto, un campionato nel campionato, quello che stiamo vivendo al giro di boa di questo girone B, con Usinese e Budusò appaiate in cima alla classifica. Il Koginas rimane lì col fiato sul collo a quota 40, a sole 3 lunghezze dalla vetta. Segue il Bonorva
con 38 punti, che a quanto ci arriva dalla rete perde in casa con il Tonara 3-2. Brutta notizia questa per la squadra di mister Pulina. Quella partita che abbiamo vissuto quest'oggi, una bella partita tra due squadre che lotteranno fino alla fine per la vittoria finale. Gol delle reti al primo tempo di Matteucci con il 18° sigillo del campionato. Risponde Dem al 38° minuto. Per noi è tutto, vi ringraziamo per averci seguito come sempre numerosi e vi rimandiamo ai prossimi eventi targati Directa Sport.